In questo clima di feste natalizie, particolarmente importante per i fedeli cristiani chiamati alla raccolta e alla gioia della nascita del Cristo, cercheremo di muoverci in un sentiero che può sembrare inverosimile per chi ci sta osservando da casa, ma vi assicuro che quanto cercherò di raccontarvi è reale. Affronteremo l'argomento Terra Santa. Pensate un po', nell'ultima puntata vi porterò in un viaggio incredibile. E cercheremo di assaporare insieme quell'atmosfera e quella misticità dei luoghi sacri. Una riproduzione della terra di Gerusalemme in terra calabra, in un posto circondato da natura e da cultura. Mettetevi comodi, perché noi stiamo per partire. Benvenuti nell'ultima puntata del viaggio nella storia. Benvenuti alla Ino Borgo. Non molto lontano da Cosenza, circondata dalle sue bellezze naturali e dalle pagine di storia custodite all'interno del centro stesso, troviamo la Ino Borgo. Sindaco, dove ci troviamo? Allora, qui ci troviamo in un vicoletto di Laino Borgo e diciamo che qui abbiamo cercato di rappresentare storia di vita del paese. Infatti, come potete vedere, ci sono i signori che giocano a carte e in più, diciamo, è lo scenario del fiume Lao. Sui gradini invece, come potete notare, c'è rappresentato il colore del fiume e c'è c'è scritta un pezzo della poesia di Salvatore Mitidieri proprio dedicata al fiume Lao. Che andiamo subito a vedere. Ma la nostra attenzione è stata rapita dalla storia di un loro antico abitante, Domenico Longo. Ma non voglio anticiparvi nulla. Vi lascio al filmato, dove cercheremo di raccontarvi una piccola parte di questa realtà, partendo dalla bellissima chiesa dedicata al culto della Madonna dello Spasimo, costruita intorno al XIX secolo.
buongiorno, siamo qui a Laino Borgo in provincia di Cosenza. Io sono il sindaco Maria Angelina Russo, ci troviamo al Santuario delle Cappelle, la cosiddetta Gerusalemme del Sud, è uno dei pochi santuari mariani esistenti in Calabria. E qui diciamo che è un santuario molto importante perché riproduce i luoghi santi di Gerusalemme. Questo è avvenuto molto tempo fa grazie ad un nostro concittadino, Domenico Longo, che si è recato a Gerusalemme e quindi ritornando dal suo viaggio ha riprodotto i luoghi santi di Gerusalemme. Allora, trovo logico pormi la domanda. Questo santuario non nasce perché è fondato da qualche ordine religioso oppure ancora da qualche sacerdote del luogo. Nasce grazie all'esperienza di fede di un laico, Domenico Longo, un giovane, perché era giovane quando ha iniziato questo suo percorso di vita che ha portato poi alla nascita di questo santuario, questo giovane uomo che nel febbraio del 1556 decide di fare un viaggio verso la Terra Santa. Non è un viaggio inteso come lo possiamo considerare noi oggi, di solito quando ci muoviamo per fare un viaggio si parte e si pensa anche a quello che può essere un ritorno nel giro di poco tempo. A quel tempo partire come pellegrini significava dare un taglionetto alla propria vita, quindi il viaggio che fa Domenico verso Gerusalemme è il viaggio di un uomo che crea una vera e propria svolta radicale nella sua esistenza. Infatti Domenico, con un lungo viaggio di 7 mesi, arriverà a Gerusalemme e starà lì 11 giorni, nel settembre arriverà appunto a Gerusalemme nel settembre del 1556, dopo 11 giorni di permanenza a Gerusalemme, 11 giorni durante i quali ha la possibilità di visitare sia i luoghi santi di Gerusalemme sia Betlemme, ritorna qui a Laino, ma ritorna non per riprendere la sua vita di prima, ritorna in questo luogo che era un suo podere e qui comincia a condurre una vita da eremita, da uomo contemplativo, da uomo che vuole fare anche un dono alla sua gente, al suo popolo. Sa che non tutti potranno vedere i luoghi santi di Gerusalemme che lui ha avuto la fortuna di vedere e quindi vuole realizzare in qualche modo, donare in qualche modo alla sua gente la possibilità di visitare Gerusalemme. Partiremo dalla prima cappella, che si trova proprio dentro al santuario, cercando poi dopo di mostrarvele tutte. Secondo quanto tramandatoci, pare che all'infuori di Gerusalemme vi era una chiesa intitolata proprio alla Madonna dello Spasimo. Ma perché dello spasimo? Basta osservare queste raffigurazioni per capire il dolore immenso di una madre che osserva il figlio sofferente sotto il peso della croce, quel dolore che poi dopo si tramutò in spasimo. Seguitemi. Stiamo per immergerci nella realtà delle cappelline. Accenderò la camera, Mario, in modo che riusciamo ad entrare in queste cappelline piccole, come queste che vediamo qua della sepoltura di San Giuseppe. Ok. Mario, fai attenzione, accendiamo la camera ed entriamo. Fai attenzione. Vedete un po' l'atmosfera magica che questo posto emana. Ok Mario, vai. Tieni, prendi, usciamo da questo posto.
Continuiamo. Sono piccole, ma trasmettono un'energia molto unica. Mario, ti restituisco la camera. Proseguiamo. Proseguiamo il nostro viaggio. Cercando di visitare la Gerusalemme di Calabria. Sepoltura di Sant'Anna. Pare che Domenico Longo iniziò a costruire nel suo territorio di proprietà le prime 5 cappelle, che poi nel corso del tempo divennero 16. Facciamo un po' di difficoltà ad entrare, vista la mole, ma ne vale la pena, ne vale veramente la pena. In questo luogo si respira atmosfera religiosa e possiamo rivivere i luoghi dove Gesù ha vissuto e le persone più care a lui. Ok. In ogni cappella si è cercato di ricostruire nel modo più fedele i particolari della Terra Santa, un lascito incredibile, non solo per l'Ainoborgo, ma per tutta la storia del panorama calabrese. E qui ci sentiamo piccoli in confronto a tutto questo. Cerchiamo di sforzare la nostra immaginazione. Cerchiamo di vedere quanto più possibile su questa forma, su questa buca, quella che sembra una buca, è stata posizionata la Santa Croce. Ed ecco qui proprio dove vorremmo arrivare, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme, la piccola cappellina che entriamo insieme, vai Mario. La piccola cappellina, il piccolo calco edificato sulla nascita di Gesù. Vediamo tutto questo. La cosa più incredibile è che tutto questo è nel nostro territorio. Guardate voi un po'. Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore.
Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Spero di trasmettervi queste emozioni anche a voi, cari amici telespettatori. Continuiamo il nostro viaggio. Chi era Santa Caterina d'Alessandria? Beh, bisogna tornare indietro, all'impero romano, dove non abbiamo fonti certe, ma pare che l'imperatore Massimino Daia, durante un festeggiamento di corte e compiendo gli usi pagani dell'epoca, si invaghì della bellissima Caterina, che si oppose ai festeggiamenti, cercando di convertire i pagani al culto cristiano, e per questo fu subito decapitato. Continuiamo, vieni. Subito a seguire ci imbattiamo nella cappella dedicata all'ascensione del Cristo e, come potrete notare, l'impronta a terra era quella del Cristo asceso al cielo. Un luogo incredibile per terminare il nostro viaggio. Ripercorrere i momenti importanti del Cristo passeggiando all'interno della riproduzione della Terra Santa. E la cosa più incredibile è che tutto questo è in Calabria. Una pagina di storia da difendere e da conoscere, cari amici calabresi. Guardate voi che bellezza. Guardate voi. Ed eccoci qui. Siamo giunti alla fine di questo splendido programma. Ci tengo a ringraziare tutti, cari amici telespettatori, in particolare il direttore Attilio Sabato, che ha creduto fortemente in questo progetto, passando poi dopo dal regista Luca Chito, Piero Arena, il cameraman e l'addetto al montaggio che ormai è diventato un amico fraterno per me, Mario Scarpelli, senza poi dimenticarmi dell'operatore drone, Mario De Rango, la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello, la mia ragazza. A loro vanno il mio grazie. Io ringrazio pure voi, cari amici telespettatori, e ci tengo a fare l'ultimo lancio di quest'anno con un po' d'emozione. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo anno, sempre qui al Viaggio nella Storia su Tele Europa Net.